Paolo, è la casa piena di gente? Sì, sono proprio tanta gente, però sono venuti proprio per il Tocasa. Come ti è venuta l'idea di partecipare al Tocasa del secondo anno? Ma allora guarda, secondo me è una bella iniziativa il Toccatì. E effettivamente Verona è una città che sta esplodendo come attrattività, ma non tutti riescono ad andare a vedere le case dei veronesi. E allora ho pensato di dare questa disponibilità, abbiamo una bella casa in centro e di farle conoscere insomma. È anche una casa storica con... Sì, è una casa del 1400, si appoggia sulle mura romane, siamo proprio a 2 passi da Portoni Borsari e quindi è anche piacevole vedere come insomma, la modernità vive col passato senza rovinarlo ma anzi includendolo. Tante persone che sono passate, c'è stato un incontro particolare più bello degli altri? Ma veramente sono tutti molto belli perché vedi dagli occhi l'interesse, la gratitudine anche di vedere qualcosa di inaspettato, per cui insomma direi tutti sono belli. I bambini mi fa piacere perché c'era un bimbo adesso entrato, si chiama Dante, che insomma per Verona è importante e quindi... Ora sono andati a vedere i gattini. Adesso devo vedere i gattini che quest'anno abbiamo Tocasa, gatti. Di Macchia che ha avuto quest'idea, il marito oppure tu? Di far parte del Tocasa, il mio marito, che Tu quindi... è amico della persona che organizza questa iniziativa e siccome abbiamo una casa veramente storica bella abbiamo pensato di offrire questa opportunità di raccontare un po' la storia. Hai dovuto pulire tutta la casa per tutta questa... Sì. Come questi... Sono del mondo arabo, le nostre case sono sempre aperte a tutti per cui per me viene solo naturale. In questi giorni hai visto tantissima gente passare, hai fatto degli incontri particolari? In realtà questo è il primo gruppo che arriva oggi, però sì, di solito io sono rimasta un po' sorpresa perché aspettavo che vengano le persone dell'estero, tedeschi magari, però in realtà la maggioranza sono famiglie qua da Verona che sono curiosi della storia delle case in centro città, per cui è interessante conoscerli, è sempre un piacere. La vostra bimba che in questi giorni come ha vissuto questa invasione? La nostra figlia Josephine che è abituata, la nostra casa sempre aperta a tutti, facciamo anche spesso il playgroup del pomeriggio dopo scuola, cioè vengono tanti bambini da casa nostra insomma, a giocare con le mie figlie per cui sono abituate. Insomma. Quindi anche l'anno prossimo lo rifarete? Certo.